Il coffee show latte art è una di quelle occasioni che tra l'altro cresce anno dopo anno, che consente a voi, a Sky, a tutte le varie articolazioni del vostro lavoro, intanto di emergere, di raggiungere magari i giovani che possono essere professionalizzati e poi dare delle occasioni, perché no, sono quelle del concorso, di far strada in Italia e nel mondo, come del resto è successo anche ai vostri SD. Sì, diciamo che la parte delle competizioni è appunto stata creata perché dalla formazione, quindi dalla scuola dove si incomincia e si comprende cosa vuol dire la professione del barista, si è cercato di far mettere in gioco anche in maniera educativa, divertente, i concorrenti, i baristi, perché fare una competizione è come essere al bar davanti ai clienti, quindi quello che si va a cercare attraverso la latte art, la selezione barista, ma anche il coffee in good spirit, è cercare sempre di avere un prodotto di qualità, ma anche quella che è la professionalità. Il saper comunicare con quello che è il pubblico, col cliente che viene in un pubblico esercizio per degustare un caffè o quello che può essere un cocktail a base di caffè o un cappuccino, perché essere presentato un cappuccino quando si fa ad arte, quindi con una giusta qualità tra il latte e il caffè, anche presentato con dei disegni, può essere anche un piacere la mattina prima di andare al lavoro. È anche un modo per insegnare invece a chi lo degusta, non a chi intraprende questa professione, come poter scegliere meglio. Sì, assolutamente. Questo è il modo e anche lo spirito. Noi come associazione cerchiamo di diffondere quella che è la qualità del prodotto e la qualità del lavoro, e cercare di far comprendere sempre di più anche al cliente, soprattutto per quanto riguarda il caffè, che vi è qualità anche lì, quindi non di semplicemente andare al bar e trangugiare la tazzina di caffè, ma degustare, perché è un momento importante anche quello durante la giornata.